news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find out the king of the hill, top of the heap, my little town blues. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper and hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna leave you left here tonight. I can't wait till the morning's come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you never go. Then all my dreams will come true. Then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside, and I know what you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips next to mine. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight. Maybe you and I will fall in love. Some people say that once again. Pronto? Ah, sì, ciao Vito. Sono a casa, sì.
No, non stai disturbando. No, stavo facendo un lavoretto, così. Hai bisogno di me? Sì, sono a casa. Però non tardare perché dopo ho un appuntamento. D'accordo, ci vediamo più tardi. D'accordo, sì, fai in fretta, mi raccomando, non tardare. Che seccato. Speriamo che non tardi a venire. Vediamo chi è. Vito! Carlo! Non eri molto lontano. Ho preso l'ascensore, non volevo farti aspettare tanto. Grazie che ti sei preoccupato per me. Ma che c'è di così importante e urgente da venire subito? Carlo Provetti, da grande amico che sei, mi deve aiutare e non puoi dirmi di no. Lo sai che ti ho sempre aiutato. Oggi mi sento... Ho preso l'appuntamento. Hai preso un appuntamento con il dottore? No. Con l'infermiera. Lo so che gli appuntamenti si prendono con l'infermiera, è chiaro. Perché ne hai preso pure uno anche tu, scusami? No. Io l'appuntamento l'ho preso direttamente con la dottoressa. Allora stai male, è un caso urgente. No, anzi, sto benissimo. Scusa, perché questo appuntamento con questa dottoressa? Vito, perché con la dottoressa se uno sta bene? Perché? Vuoi sapere lo stato di salute di tua moglie? No, proprio mia moglie della dottoressa non deve sapere niente, anzi. È un segreto lo stato di salute di tua moglie? Ma che c'entra lo stato di salute di mia moglie con la dottoressa? Solitamente quando si parla di dottori si parla di salute. Sì, però in questo caso no, ma di altro. Che cosa vuoi dire? Non lo sai. E ti ricordi che la settimana scorsa ti ho parlato di un incidente stradale? Che per fortuna non mi ero fatto niente e che mi avevano portato appunto in ospedale? E che lì avevo conosciuto la dottoressa. La dottoressa. Sì, ricordo. Da quel giorno con la dottoressa Olga ci siamo visti tutti i giorni. Abbiamo trascorso delle bellissime giornate assieme. Ma... Meraviglioso! A letto! Straordinaria! Ora capisco! Ero preso dal mio problema che non riuscivo a afferrare il tuo. Ma a proposito del mio e del tuo, perché ti devi fare visitare dal dottore? Io? Sì. No, io non mi devo fare visitare dal dottore. È l'infermiera che deve venire qua. Qui, a casa mia, ma io e mia moglie stiamo bene. Carlo, sono io che sto male. E ti devi curare a casa mia, scusa. Carlo, io ho la tua stessa malattia. Cioè, vuoi dire che hai per amante un'infermiera? E tua moglie? E tu hai amante una dottoressa? E tua moglie? Ma che c'entra mia moglie? C'entra. So che la tua casa è libera per qualche giorno. Tua moglie è da tua madre là in campagna. No. Tu sei un amico. No. E l'amico non tradisce il proprio amico. No. Mi dispiace, io purtroppo stasera ci devo venire con Olga. Ma ci viene un altro giorno, dai. Ah, grazie. Io da padrone di casa lascio la casa a te, tu da amico vieni a casa mia. Ma solitamente si dice che per un amico si dà la vita. Credevo che chiedere la casa per qualche ora era più semplice. Ma tu scusa, non stavi con Loredana? Loredana, ormai la storia è finita. Ormai già da tanto, ma da tanto tempo.
la settimana scorsa. Carlo, ero stufo. Una monotonia, sempre sesso, sesso, sesso. Non ce la facevo più, tanto che avevo detto basta. Sarò solo per mia moglie Cristina. L'ho fatta soffrire tanto, sempre tradimenti e bugie. E lei, come una santa donna, mai a dire niente. Ma scusa, allora come mai di nuovo con le mani in pasta? È stato più forte di me. L'altro giorno sono andato dal dentista per un consulto. Una bellissima infermiera mi ha fatto accomodare. E quando è arrivato il mio turno, caro Carlo, l'ho vista che si avvicinava a me, invitandomi a seguirla. Mi ha fatto sdraiare sul lettino. Mi ha cominciato a guardare la bocca. Mi facevo così. Vito, mica un film porno, quello è il suo lavoro. Ma sai come sono fatto io? Ho smesso di pensare ai miei buoni propositi, visto che ancora mia moglie non sapeva niente, e ho cominciato a comunicare con lei. La bellissima Marta. Dal giorno successivo, amore estremo tutti i giorni. Una volta qui, una volta lì, una volta sotto il divano, una volta là. E oggi verresti qua, a casa mia. No, verresti. Io devo. No. Ho preso già l'appuntamento. Hai già fatto tutto. E allora perché sprecare la telefonata prima per avvisarmi che venivi con noi? Bastava che ti presentavi qua e mi cacciavi fuori di casa. Non volevo essere invadente. Grazie del pensiero, grazie. Grazie davvero. Prego. Io il favore te lo faccio. Bravo, grazie, la casa tutta a disposizione. Ma alle 22 in punto devi lasciare casa. Non ti preoccupare. Perché io devo venirci con Olga. Non ti preoccupare, alle 22 in punto ti consegnerò la casa e così potrai goderti i tuoi giorni di libertà. Che bella questa casa. E se ti dovesse servire qualcosa, lascia stare tutto al posto suo. Sì. Non vorrei che Olga pensasse che io sia un uomo disordinato. Va bene, non ti preoccupare. Guarda tu come stai lasciando la casa. E te la riconsegnerò così alle 22. Me lo auguro. Non ti preoccupare. Ma me lo spieghi come fai a vivere sempre in queste situazioni ambigue? Cosa racconti alla tua povera moglie ogni volta? Carlo, il lavoro è l'alibi perfetto. Il lavoro? Ma tu non hai un lavoro continuo, sei un saltuario, sei un precario. E quando lavoro gli dico che faccio gli straordinari. Quando non lavoro le dico che lo sto cercando. Povera Cristina, se solo venisse a saperlo. Povera Silvia, se solo lo immaginasse. Non fare di tutto un erbo un fascio. I tuoi sono continui tradimenti, le mie sono scappatelle. Sì, ma sempre tradimenti sono. E siccome sei specializzato in scappatelle, è ora di scappare ed andare via. Grazie dell'invito, ma mi raccomando, alle 22. Dai, tranquillo. E chi è quest'ora? Guarda. Prego, si accomodi. Buonasera, cercavo il signor Vito. Buonasera. Signorina Marta, prego, si accomodi. Grazie. Tu puoi andare. Stasera ti lascio la serata libera. Puoi ritornare anche domani, non ti preoccupare. Anzi, mi preparerai tutto a base di pesce, aragoste e champagne per brindare a un incontro. Vai!
Vai! E buon divertimento. Buonasera. Prego. Buonasera. Grazie. Il cappotto. Sì, non ti preoccupare, vai. Disgraziato. Se a questa servitù non si ci spiega tutto nei minimi particolari, ti lasciano sempre insoddisfatti. Soprattutto poi questo mio cameriere Carlo. Lo tengo per compassione. Ormai è da molto tempo che ce l'ho qui. Meglio lui che un altro nuovo. Complimenti, bella casa. Grazie. La curo nei minimi particolari. La uso solo in caso di bisogno. E cioè? La sfrutto poco. Dovrei viverla più spesso. Ah, perché lei sta sempre fuori. Il mio lavoro mi tiene lontano da questa casa, ha ragione. Dovrei viverla più spesso per come è cogliente e calda. Ma non dipende da me. La vive sua moglie. Mia moglie? Mia moglie! La vive e poi va via. E dove va? Lei viaggia molto. E adesso dov'è? Dov'è? È a New York. A New York, che bello, io non ci sono mai stata. Neanche io. E che lavoro fa sua moglie? Che lavoro fa mia moglie? Sua moglie, sì, se no chi? È di lei che stiamo parlando. Lei viaggia molto. Non so precisamente di che cosa si occupa, ma sta sempre fuori. Ho capito. E lei di che cosa si occupa? Ma togliamo di mezzo questo lei. Io sono Vito e tu sei Marta. Ok, Vito, e tu di che ti occupi? Hai ragione, devo ancora risponderti. Mi occupo un po' di tutto. Sono un professionista. Sei un ingegnere. E più precisamente ingegnoso. Sei un inventore. Sì, ma cerco sempre di scoprire qualche cosa di nuovo. E che cosa stai cercando di scoprire adesso? Che sto cercando di scoprire? Sto cercando di scoprire come potrebbe uscire il liquido dalle bottiglie. Beh, si toglie il tappo, si rovescia la bottiglia e si versa il liquido. E mentre hai la bottiglia in mano, ti scivola, cade a terra e si frantuma in 1000 pezzi. E così devi correre subito a pulire il pavimento per levare tutti i frammenti. Potresti macchiarti qualche cosa di prezioso, perché devi togliere tutti i piccolissimi pezzettini di vetro rimasti a terra. Ma questo non ti riesce mai, perché con tutta la tua buona volontà sempre qualche piccolissimo pezzettino rimane a terra e non te ne accorgi, e sicura di aver levato tutto ci passi scalza di sopra, perché sicuramente tu a casa stai a piedi nudi. Ti tagli i tuoi delicatissimi piedini e poi devi cercare qualcuno che te li medica. Non trovi nessuno, perché sicuramente non puoi medicare i tuoi piedi per bene da sola, e allora ti fa infezione, ti fa cancarena, ti fa cancarena, e così il tuo piedino si taglia, se sei fortunata, perché se ci passi con tutti e due i piedini, resti senza tutti e due, e così resti sempre in carrozzella. Ecco perché sto cercando di inventare come versare il liquido dalle bottiglie senza versarle, così non si rompono. Ma sai che non ci avevo mai pensato, Neanch'io. cioè, è un'invenzione molto interessante, direi. Già, è questione di ragionarci sopra. Ma quando finirai con questa invenzione, che cosa inventerai dopo? Per ora sono concentrato su questa, non posso inventare altre cose. Beh, non puoi per esempio inventare qualcosa che mi agevoli il lavoro? Per esempio? Per esempio, come poter togliere un dente senza toccarlo
con le mani, quelle schifose bocche puzzolenti. Ma questo è facile. Se non vuoi togliere il dente al tuo paziente, lo fai togliere a un'altra infermiera. Geniale, anche il tuo spirito è geniale. Grazie, E grazie. ci proverò sperando di non farmi mandare al diavolo dalle mie colleghe. Se ti dovesse succedere, scarica questo brevetto da internet, così avremo un inferno di diavoli senza denti. Non immaginavo che l'inventore fosse un uomo così pieno di humor, di allegria, di simpatia. Lo immaginavo cupo, pazzoide, introverso. Invece tu sei proprio il contrario, non sembri proprio un inventore. Infatti, sì, infatti, io sono così. Cerco sempre di sdrammatizzare la mia fantasia e la mia pazzia. E sicuramente cercherò di inventare quello che tu cerchi, dopo avermi visitato personalmente con le tue mani. E chissà quanto tempo dovrò aspettare prima che arrivino i tuoi risultati. E siccome non ho tempo da perdere, cominciamo subito la nostra visita. Cominciamo. Ma tu come mai hai richiesto una visita a domicilio se già eri venuta allo studio dentistico dal dottore? E sai, io ogni volta che entro in uno studio dentistico con quelle poltrone e con quei camici bianchi mi si attorciglia lo stomaco e non riesco a mangiare per una settimana. Infatti non ho mangiato ancora da quando sono venuto al tuo studio. Ma se poco fa hai ordinato le aragoste. È vero, ho ordinato le aragoste e siccome devo mangiare per forza, ho ordinato voglio mangiare bene. Così, venendo tu qua, io posso farmi visitare tranquillamente sulle mie poltrone e senza il tuo camice bianco. Questa è la prima volta che mi capita un caso così particolare. Sai, Una visita a domicilio, una visita dentistica a domicilio. Non so ancora cosa devo visitare di preciso, ma sono venuta ugualmente per non complicare ulteriormente il tuo problema. ho capito subito che sei una bravissima infermiera, che con la tua esperienza puoi fare miracoli. Voglio un consiglio da te, per questo ti ho chiamata. Sì, allora ti controllo subito e poi ti consiglio di cosa hai bisogno. Va bene? Allora, Io ho bisogno di te e basta. sì, ho capito, ma se non ti fai visitare io non posso pronunciarmi, capito? Metto a disposizione il mio cuore. E io non sono una cardiologa. Il mio cuore batte forte per te. Anche qui. Ma se per me ti chiamo il dottore. Ma quale dottore? Io ho bisogno di te e basta. Ah, non vorrei che pensassi che sono diventata più brava del dottore. Ma che me ne frega a me della bravura. Vedo che tanta fiducia in me, sono contenta. Non solo ho fiducia, ma ho anche... Scusa un attimo, vado a vedere chi è. Prego, accomodati intanto. Chi è questo? Carlo. Proprio adesso che la stavo spogliando sta entrando, scusami. Ho dimenticato il portafoglio. E non potevi prenderlo domani? Come compravo le aragoste? Ah, va bene, forza vai a cercarlo, sbrigati. Sbrigati. Hai visto? Hai visto che tipo, per non farsi i fatti suoi, ha dimenticato il portafoglio per controllare la situazione. Ma se deve fare la spesa occorre veramente il portafoglio. Sì, ma il problema è che io ho bisogno di concentrazione. E per fare cosa? Per iniziare il nostro discorso. Beh, la nostra è solo una visita, non tanto un discorso. Di nuovo il campanello. Scusami. Sta succedendo? Sì, sto arrivando. Prego, prego. Prego, desidera? Buonasera. Sono l'impiegato della ditta del gas. Proprio adesso. Sì. Ah, il contatore, va bene. Lei è il padrone di casa? Sì, sono il padrone di casa. Dov'è Il contatore, sì. Il contatore. Il contatore, il contatore. Carlo! 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 Dov'è il contatore?
No, no, è il cameriere che si occupa di queste cose. Fai vedere dove è il contatore del gas al signore, che deve prendere la lettura. Poteva farglielo vedere lei, il contatore. Non fare lo spiritoso. Prego. Lo vedi che non sono impegnato con Venga la con me. signorina? Vai, vai. Ha visto che capone, come mi risponde. Poi ti dice che non li trattiamo come amici e loro se ne approfittano. Ma in fondo a me sembra un brav'uomo, si preoccupa della casa e ti accontenta di quello che chiedi. Ma non ha altre scelte. Non ha proprio altre scelte. Un bel consumo questo mese, eh? Mi meraviglio, come mai fate tanto consumo in un mese? Ma lo dica al mio cameriere. Lo dica al mio cameriere. Glielo dico sempre di controllare i consumi. Tanto mica paga lui. Paga lei. Specialmente, signorina, quanto prepara il caffè. Prima bolle l'acqua. Poi, dopo mezz'ora, gli mette il caffè. Dopo 3/4 d'ora lo scola. Ma mica fa la pasta, scusa. E lui lo fa così, perché lo fa all'americana. Infatti è americano lui. Oh, lei è americano. Sì, di New York. Ah, di New York, che bello, dov'è la signora? Sì, sì, è la signora infatti che l'ha conosciuto e l'ha portato qui, mia moglie. Deve essere bella New York, vero signor Carlo? Bellissima. Scusate, ma dovrebbe firmare la venuta lettura, gentilmente. Prego Carlo, fai tu. No, sarebbe meglio se firmi lei quale titolare del contatore. mi scusi. Ascolti, io, quando ho stipulato il contratto, ho delegato il mio cameriere Carlo, quindi è delegato lui, può farlo anche lui. Mi sembra strano, ma se lo dice lei... Lo dico io, prego. Cercavo. Carlo, dai, firma. Che vuole fare? Carlo, quanto finisci dal signore per la sua gentilezza? Una lauta mancia, 50 euro. Più della bolletta. Ma dai, che poi te li rimborso in busta paga. Grazie. Prego. Sei molto gentile, sa. Non c'è di che. Grazie. Grazie, gentilissimo. Devo dare purtroppo. Tenga 5 euro. Se no poi col rimborso la busta paga mi viene troppo ricca. Miserabile. Va bene, grazie lo stesso. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. La prossima volta, visto che è così generoso, paga lei. Va bene, allora come farai per le aragoste? E aspetterò che lei mi anticipi i soldi. Ah, io ti anticipo i Sì. soldi. Allora puoi prepararmi 2 uova sode. Penso che ne avrò di bisogno. Vero, signorina Marta? Beh, io non so che dieta fa lei, ma io preferirei le aragoste e non le uova. E consideri che appena la settimana scorsa ho mangiato 2 belle aragoste lunghe così, con 2 occhi che sembravano 2 fanali, una coda lunga 1 palmo e una pelle viscida che sembrava dipinta a mano. Guarda che quello è lo sgombro. No. E ogni volta lo confronto con le aragoste. Beh, c'è un bel po' di differenza, sa? Il fatto è che ogni volta, siccome sto inventando un incrocio tra pesci, tra aragoste e sgombro, e ogni volta che prendo le aragoste con la pelle viscida mi scivola dalle mani e non riesco a continuare. Comunque, compra quello che vuoi, accetto il tuo menù. Accetto il tuo menù. Grazie della sua benevolenza. Prego, vai, vai. Buonasera. Buonasera. E vai. Dimenticavo, quando stasera esce, sopra quel mobile ci sono le chiavi di casa. Mi raccomando, chiuda bene la porta. Sì, ciao, vai, vai, vai. Vai. Mi raccomando, non arrivate al massimo estremo, potrebbe essere fatale. Vai, vai, vai. Ma che cosa voleva dire?
e si preoccupa che possa prendere estremi decisioni sul suo lavoro. Vai! Ha capito? Si preoccupa che possa prendere estreme decisioni sul suo lavoro. E lei non ci crederà, ma se non fosse stata mia moglie che l'ha portato qui dall'America, io a quest'ora l'avrei licenziato. Non posso prendere una cosa che mi controlla. Sempre lui il padrone di casa. E, anzi, addirittura certe cose io non so dove sono messe e lui sì. Perché lui deve gestire tutto. Ma è bello avere un cameriere che si preoccupa di tutto. Lavessi io, non stirerei, non laverei, non cucinerei, non scoperei. Ah! Mai abbandonarsi troppo. Bisogna pur sempre fare qualcosa. Ah, e a te cosa piacerebbe fare? Te lo lascio immaginare. Ah, beh, vediamo. Cucinare no, perché sporcheresti troppo Brava. e quindi... Lavare la roba no, perché poi dovessi stenderla e ti vergogneresti. Brava. Cucinare... Beh, stirare no, perché ci vorrebbe troppo tempo e tu non ne hai. Scopare... Sì, forse scopare ti piacerebbe, così in un minuto ti sbrighi. Un minuto. Modestamente, quando lo faccio, ricevo molte soddisfazioni. Ah, perché Carlo ti fa scopare? Sì, sì. Sì, il balcone, la veranda, la cucina. Ah, e a tua moglie Carlo la fa scopare? Penso proprio di sì. Tra un viaggio e l'altro il tempo lo troveranno. Ho capito, quindi tutto quello che fate tu e tua moglie in questa casa è... Scopare. Il resto fa tutto Carlo. Adesso che abbiamo focalizzato tutti i compiti assegnati, che ne dici di parlare un po' di noi? Beh, che devo dirti? Io Perché? sono un'infermiera, Questo già lo so. sono single, odio gli uomini con tutte le loro bocche puzzolenti, pratico karate, riesco a spezzare un osso grosso 15 e lungo 30. Ma io ti avevo detto parliamo di noi, non parliamo di te. Hai ragione, non vedi l'ora di iniziare la nostra visita. Effettivamente ci stiamo diluncando un poco con i preamboli. Io ti volevo dire, ti ho chiamato qua non tanto per la visita, ma per un'altra visita. E qual è l'altra visita? Aspetta un momento, vado nell'altra stanza a prepararmi, un attimo. Un attimo, sto arrivando. Che alito puzzoso. Pronto? Prego. Chi era? Hanno sbagliato numero. Chissà la gente dove ce l'ha la testa. Scoprilo. Vito? Pronto? Sì, se lei è la signora che ha chiamato poco fa, allora sono io. Aspetti un attimo, signora. Vito, questa è casa Provetti. Sì. Sì, signora, questa è casa Provetti. Da New York. Io sono l'infermiera. No, signora, non si preoccupi, è solo una visita di controllo. In 2 ore. E con chi viaggia? Con Superman. Ma almeno corrono 12 ore. E ci mancherebbe. A piedi, signora. Chi è? È la padrona di casa, sua moglie. Ah, la padrona di casa. Signora, le posso... sì, no. Ehi, ciao. Buonasera. Sono il dottore. Dottore.
Sì, tranquilla, il grande uomo sta bene. È solo una visita di controllo che ho voluto io. In farmacia. Le medicine si prendono in farmacia. Bene, bene veramente. Comunque più tardi andrò a fare anche io un giro dai pazienti. E bisogna essere pazienti con queste mogli apprensive. Tranquilla, la lontananza non durerà molto, fra poco ci vedremo. Sì, non ti preoccupare, tesoro. Io sto bene. Tu pensa a divertirti in tutti i locali di New York. Non ne lasciare neanche uno. Non ti preoccupare, divertiti. Vai dove vuoi. Poi se trovi qualcun altro non ti preoccupare. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vito, ma sei di larghe vedute. Siamo una coppia moderna. Ma come mai quando ho chiesto a tua moglie se chiamava da New York ha risposto Montallegro? È una zona alta e spensieriata di New York e la chiamano Monte Allegro. Ah, e come mai mi ha detto che ci impiegherebbe 2 ore per arrivare, ma come può essere? Il fuso orario. E quanto arriverebbe da New York in Italia sono passate 2 ore. Deve essere bello viaggiare, fare viaggetti qua e là, conoscere il mondo. Vuoi viaggiare? Chiudi gli occhi e ti trascinerò in un viaggio indimenticabile. Non è che vuoi approfittare di me, mi fai chiudere gli occhi e poi mi baci. Lo sai cosa penso degli uomini e delle loro bocche puzzolenti. No, io ti faccio fare un vero viaggio. È una mia invenzione. Aspetta un momentino e ritorno. Un attimo e ritorno. Ma chi sarà? Chi è? Buonasera. Buonasera. Il signor Provetti è in casa Sì, è di là. e lo chiama per favore, devo comunicare un messaggio importante. Sì, glielo chiamo subito. Vito, c'è un signore che ti cerca. Sì, vado. Tu intanto cercami un grembiule. Anzi, scusami, un foulard. Buonasera. Come è combinato? Lei, prego, mi dica, chi è? Cerco il signor Provetti. Ah, sì, signor Provetti sono io. Lei, signor Provetti. Non mi risulta. Io conosco bene il signor Provetti. Sono il portiere dello stabile. Ah, lei è il portiere! Io sono il fratello di Carlo, Vito Provetti, attaccante. Ma io non sapevo che il signor Provetti avesse un fratello. Neanch'io me l'ero dimenticato. È da tanto tempo che non ci vediamo. Ah. E dove abita? E dove abito? Abito a New York. E non vengo spesso in Italia. E devo lasciare un messaggio a suo fratello. Lo lascio a lei? Sì, faccia, è lo stesso. L'amministratore del condominio Sì? vuole ricordare a suo fratello di versare immediatamente la quota millesimale per la scala. Ah, ho capito. Entro domani mattina, urgentemente, altrimenti sarà costretto a dare mandato per l'ingiunzione. Sia tranquillo che riferirò subito il suo messaggio. Vito, non ho trovato nemmeno un foulard. Ma la signora è parente di Carlo? No, di Piero. Piero. Piero, quello del viaggio che ti avevo promesso. Comunque, buonasera. Buonasera. Mi saluti tanto New York quando vi ritorna. Sì, Buonasera. Sì. Buonasera. Vada. Devi...
Ma devi ritornare a New York? Avevi detto che non c'eri mai stato. Infatti, io non ci sono mai stato. E mia moglie che quando deve ritornare glielo deve salutare. Quando ritornerà da New York le dirò: salutala tanto da parte del portiere. Come? Era il portiere e non ti conosceva. Il portiere della squadra di calcio, fratello dell'attaccante dove giocavo io. Ah, quindi sei un atleta. Sì, un campione mancato. Mi venivano a supplicare per andare a giocare. Senza di me la partita non cominciava. Io arrivavo per ultimo come le grandi star. Ah, giocavi a calcetto a 5. No, a calcio a 11. E senza di me la partita si perdeva a tavolino. Sei un vero campione, mi stupisci sempre di più con le tue doti. Anche io. Ancora devi scoprirmi, soprattutto quando inizierà il tuo viaggio. Ma a proposito di viaggio, ma chi è questo mio parente Piero? Piero? Piero Angela, mio cugino. Piero Angela, quello dei documentari, dei lunghi viaggi. Per girare bisogna conoscere i posti e Piero sa tutto. Siamo così. E ti avrei fatto chiudere gli occhi poco fa, te l'avevo detto, perché era questa la sorpresa. Avrei telefonato a lui così ci consigliava un posto dove andare. Ma mi parlavi del motivo di un'altra visita, quale? Forse è meglio. Andiamo al sodo. Io ti ho fatto venire qua per dirti... Questa non è giornata di appuntamento. Scusi, un attimo. Ma chi è che è stato? Mia moglie Cristina, quella vera. Sì, già, in soli 10 minuti New York è casa tua. È un direttissimo senza fermate. E chiamava dall'aeroporto. Oh, Cristina cara, che bello, che sorpresa. Mi aspettavi? No, sì, con ansia. Con ansia mi aspettavi qua? Scusa se non sono venuto all'aeroporto. All'aeroporto? Ah, vero, sei venuta con la macchina. È venuto con la macchina. È passata dal garage. Ma non capisco. L'importante è rivederci e riabbracciarci. Ma perché dovevi venire all'aeroporto? Poco fa ho sentito alla radio che uno sciopero ha bloccato la città. Mi sono preoccupato per te, allora ho detto: sento che oggi mi viene a trovare mia moglie Cristina. E allora dico: vado a vedere, spero che la strada per l'aeroporto sia libera. E poi ho detto: c'ha la macchina, se la caverà da sola. E non sono venuto. Ma quindi mi aspettavi qua? E veramente non ero sicuro che arrivassi. Ma hai qualche dubbio su di me? No, ero venuto qui da Carlo perché volevo farti una sorpresa. Ma che cosa gli hai detto a Carlo? Gli ha detto di andare a comprare le aragoste. Aragoste? Sì. Tu hai chiesto a Carlo di comprarti le aragoste. Sai, stasera volevo farti una sorpresa, volevo festeggiare Un incontro. Un incontro? Sì, il nostro. Volevo fare qualcosa di diverso qui. Sì, aragoste e champagne. Tu mi aspettavi qui? Qui? Volevi incontrarmi qui? Volevi festeggiarmi qui? Volevi organizzarmi una sorpresa qui? Qui, e quanti qui? O qui o là? Che differenza fa? L'importante è fare qualcosa di nuovo. Volevo fare qualcosa di diverso. Aragoste e champagne. Ma a casa di... Sì, è questo il diverso. Volevo cambiare le nostre abitudini, fare qualcosa di nuovo. Già, è il tuo mestiere inventare. Ma perché cosa inventi? Ho il prossimo lavoro da fare, lo sai. Ma Carlo adesso dov'è? È a comprare le aragoste. Sì. Ma allora non scherzavi? Perché dovrei?
Ma la signorina è una collega di Carlo. Ma quando mai? Io sono un'infermiera, non sono una cameriera. E non è la cameriera che cercava Carlo. Ma perché Carlo ha bisogno di aiuto? Eh sì, ogni tanto gli invitati sono tanti che da solo a servirli non ce la fa. Ma io non sapevo che Carlo avesse bisogno di una cameriera. Gliel'ho suggerita io, Cristina, visto che la moglie non c'è. Ma Carlo è sposato. Eh sì, ma la moglie non è qui. E dov'è? È sempre lì. A New York. Sì. È molto popolata questa New York. A New York. Ma la moglie di Carlo è a Montallegro. E la signorina non conosce bene la zona e la chiama New York. Ho capito. Ma Carlo adesso dov'è? Le aragoste, signora, le aragoste. Ho capito. Ma quindi lei è un'infermiera? Sì, sono quella che le ha parlato poco fa al telefono. Lei ha parlato con me. Sì, quando lei era a New York. A New York. Ma come parla questa? Assecondala. È fissata con New York. C'è chi dice sempre per vizio porca puttana e c'è che per non bestemmiare dice New York. Lei dice sempre New York. Assecondala. Ah sì, a New York. A New York. Deve essere bella New York, vero? Bellissima. Vito, riferisci al messaggio del portiere. Quale messaggio? Io sono salita su, il portiere non mi ha detto nulla. No, ma non il portiere del palazzo, ma il fratello dell'attaccante della squadra di calcio di suo marito. Dell'Inter. E non lo so se la squadra di calcio di suo marito si chiama Inter, ma il portiere è il fratello dell'attaccante. Ma come parla questa? Poco fa è venuto un tizio, il portiere di una squadra di calcio, fratello dell'attaccante in cui giocavo io quando ero piccolo. Ma ho capito. E qual è il messaggio? Quando ritorni a New York gliela saluti. Hai visto? Sempre New York. Ma questa è pazza. Sì, lasciala stare. Ma che ci fa a casa di Carlo? Un attimo. Marta, scusa, Sì? ti spiace andare un attimo in cucina a prendere un coltello? Un coltello? Ma quella ci ammazza. Hai ragione. No, scusami, prendimi un grembiule, va bene? Sì. Si può sapere chi è quella là? Io l'ho trovata qui. E quando sono entrato era da sola con Carlo. Quando sono entrato forse erano abbracciati. Abbracciati? Sì, forse nudi. Nudi? Sì, non so se stavano cominciando o avevano finito da poco. Fare l'amore? No, a giocare a carte. Che cosa possono fare due persone nude? E quando sono entrato l'ho visti qua, tutti e due che erano già torcigliati, e allora per togliere Carlo dall'imbarazzo l'ho mandato a comprare le aragoste. E mentre lui è uscito, me l'ha presentata dicendomi che è fissata con New York. Ma quindi è l'amante di Carlo? Non me l'ha detto, ma credo che quando due persone sono a letto, a casa, nude, o sono marito e moglie, o sono amanti. Carlo ha un amante. Ma chissà da quanto tempo dura questa storia? Forse 6 mesi. 6 mesi? Ma farabutto disgraziato. Ma perché tutta questa rabbia? O 2 giorni o 6 mesi, sempre amante è. Sì, è che pensavo alla povera Silvia. Che sfortuna. Ma tu che cosa ci fai qua? Io è proprio per Silvia che sono qua. Ah sì, per Silvia? Mi ha telefonato stamattina pregandomi di venire a ritirare la biancheria dalla lavatrice. A te? Ci sarebbe stato Carlo, il marito, ad aprirmi la porta. E allora? E invece, a chi trovo? A te con l'amante di Carlo. Incredibile ma vero. Non ci posso credere. Ma ora racconto tutto a Silvia. Ma Cristina, ma perché tutta questa rabbia? Se Carlo vuole stare con questa signorina, a te che ti importa?
E poi magari anche Silvia ha il suo amante. No, Silvia deve sapere che Carlo sta con un'infermiera. Perché pensi che le potrebbe interessare la professione? Gradirebbe di più una dottoressa? Non è una vergogna stare con un'infermiera. A me interessa che lo sappia e basta. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Silvia e Carlo sono felici. Sì, e allora se tu gli racconti tutte cose, finisce la pace e la tranquillità e non ci rivolgeranno più la parola. Lascia tutto per com'è. Tutto per com'è. Tu sei venuta qui a ritirare la biancheria, non hai visto niente, hai aperto la porta, ti ha aperto Carlo. No, se c'era lui lo ammazzavo. Ma perché tutta questa rabbia? Non è l'unico uomo al mondo ad avere un amante. Perché tu ce l'hai? Io mai avute, non so cosa sia e che cosa si prova ad averne una. Per me già la moglie è abbastanza. Ah sì? E ti do tutto questo fastidio? No, volevo dire, visto che uno già è sposato, l'amante è in più. Comunque sono scelte che ognuno fa. C'è chi si accontenta di quello che ha e chi vuole nuovi orizzonti. E Carlo quanto orizzonti ha visto? Non so di preciso, però so che qualcuno lo ha visto. È un porco. Sì, è un porco e un sadico. Poi mettersi con un'infermiera pazza. Questa io non gliela perdono. Casomai deve essere la moglie a perdonarlo, non tu. E siccome non c'è ne faccio le peci io. E non lo perdono per solidarietà alla moglie. È uno spirito di corpo. Vito, ho trovato questo, va bene? Benissimo, grazie. Cristina deve ritirare la biancheria dalla lavatrice. Prendilo, potresti bagnarti. Grazie, vado. Vai. È arrivata da un lungo viaggio e la mandi già a lavorare. Voi maschi non avete nemmeno un po' di pietà su noi donne, maschilisti. Che cosa devo fare? Ho la lavatrice piena di roba e se non la svuota non riesce a metterci la sua. Già, la tua roba, ma dov'è? È arrivata senza bagagli? Li ha lasciati all'aeroporto e poi Carlo li va a prendere. Ah, allora Carlo è pure un facchino. Ah, facchino e porco. Signora, perché lo tratta così? Calmati, Scusi. non fare E così. lei ha pure il coraggio di parlare. Sì, Ma lo sai che Carlo è sposato? E con questo? E a lei non gliene importa niente. No, non me ne frega niente, perché è stata una sua scelta, sono affari suoi. Calmati. Lei è sposata? Non te ne No. frega niente che sei sposata lei. Per questo che parla così, hai capito? Lei è una pazza, zozza e schifosa. Pazza e scorza e schifosa a me. Ma Calmi, lei è pazza. Lei è maleducata e pazza. Pazza a me! Calmati. Calma. For once in my life, I've got someone who needs me, someone I've needed so long. For once Pazza a me, ma tua moglie è normale. L'ultima volta che l'ho visto mi sembrava normale. Oggi effettivamente non l'ha dimostrato. Ti chiedo scusa a nome suo e mio. Sarà stato il viaggio supersonico, ma le ha sconvolto un po' il cervelletto. Guarda, meno male che se n'è andata, perché se no non so come sarebbe andata a finire. Ah, già, il tuo karate. Sì. L'osso lungo 30 e 15 centimetri. Potevi provare. Crack! Guarda che ne sarebbe uscita a pezzi. Se vuoi la richiamo. No, lascia stare che è meglio, se no ritorna e poi ricominciamo. No, non ritorna. E dove va a dormire? Quando è così di cattivo umore va a dormire in una villetta che abbiamo in campagna e sicuramente stasera dormirà là. Comunque dimentichiamo tutto e facciamo finta che cominci tutto adesso. Dovevi parlarmi dei tuoi problemi. Veramente 100 volte che vorrei tentare, ma ogni volta mi interrompono. Comunque ci provo. Io ti dicevo che ti ho fatto venire qui
perché così mi puoi visitare tranquillamente sulle mie poltrone, senza il tuo camice bianco, senza fare la fila, averti tutta per me. Già, non essendoci altri pazienti hai ragione. Ma dimmi, qual è il tuo problema? Sin dal primo momento che ti ho vista, il mio cuore ha battuto forte per te. Me lo avevi già detto, colpa del camice bianco. No, non in questo senso. Il mio cuore, quando ti ha vista, ha tremato. La tua bellezza lo ha stregato. Come ti ha vista, ha detto che voleva conoscerti. Voleva entrare in lui. Voleva fare un trapianto. Sì. Ma il tuo povero cuore non lo sapeva che il mio non importava niente. Se sono queste le tue intenzioni, guarda che hai sbagliato donna, perché tu lo sai che cosa penso degli uomini e delle bocche puzzolenti. Sì, lo so, li odi, ma il mio alito non è puzzolente. Mi lavo i denti ogni 4 ore, ogni 2 minuti cambio la giunga in bocca, consumo 3 pacchetti di caramelle al giorno, metto il deodorante prima in bocca e dopo nelle ascelle. Ogni 10 persone che incontro gli faccio odorare l'alito e tutti mi dicono che ce l'ho profumato. E io non contento tengo sempre uno specchietto in tasca e ad ogni mezz'ora mi specchio e gli dico: specchio delle mie tasche, se non c'è niente di diverso, chi ha l'alito più profumato dell'universo? E lui che ti risponde? E che deve rispondermi? Non parla! Prova a chiederlo a tua moglie, è questione di streghe, sai? Sì, lasciala stare mia moglie, mi fa pure compassione. Hai capito adesso qual è il motivo della visita? L'ho immaginato subito, ma volevo vedere fino a che punto saresti stato capace di arrivare. Tanto non mi facevi paura. Peccato che io non abbia imparato il karate. Allora, dammi una risposta. Ti prego, non farmi soffrire, non ce la faccio più. Se vuoi un po' di tempo per pensarci, sperando che non viene nessuno, io vado là dentro, mi bevo un drink e poi rientro. Quando sei pronta mi chiami, va bene? Ti manderei subito al diavolo, ma mi sei simpatica e voglio pensarci un po'. Allora vado e aspetto. Vado. Dopo il drink mi laverò i denti, promesso. È un vero simpaticone. Non capisco come fa a vivere con una moglie così pazza e isterica. Sarei veramente curiosa di sapere come accetta le sue battutine, vipera. Mi ha preso per pazza davanti al marito. Ma chissà che cosa aveva per la testa. Mi ha mortificato davanti a lui. Ma io, grazie a lui, attuerò la mia vendetta. Accetterò la sua corte e la farò soffrire di gelosia. E tanto mi ha dato della zozza e zozzeria sia. Oh mio Dio. Ma chi sarà stavolta? Buonasera, sono Paolo Bentivoglia, lei è la padrona di casa? Sì, si accomodi. Sono rappresentante della Profumo International Marta Viaggiotti, il profumo che sprigiona l'amore. Mamma mia, che bello! Sto facendo un giro di clienti per presentare i nostri prodotti. Lei è interessata? Certamente. Se lei mi presta un po' del suo prezioso tempo, le illustrerò i nostri prodotti. Oh, per lei il mio tempo è completamente regalato. Bene, allora cominciamo subito. Scusi. Dicevo, con le varie sedi dislocate in tutto il mondo, i nostri prodotti sono leader nel mercato mondiale.
La nostra sede centrale di New York ed il nostro marchio Marta Viagiotti danno tanta garanzia e serietà al nostro prodotto. Marta come il mio nome, Viaggetti come i viaggetti, la mia passione. New York, la città del giorno. Si profuma l'alito come piace a me. Questo è il segno del destino. Mi nomina 1000 volte al giorno, parla sempre di me. È il destino che ci ha fatto incontrare. Così lei, in qualunque posto andrà, con il nostro profumo addosso, conquisterà immediatamente l'amore. Oh, me lo faccio provare subito. E cosa sente? Buon profumo. E niente più, non si sente imprigionato? Effettivamente mi sento un po' imprigionato. Il nodo della cravatta è un po' stretto. Meglio che lo allenti. No, lo lasci stretto, se soffoca so io come aiutarla. Mi auguro che non mi faccia soffrire. Beh, dipende da lei. Sono onorato del suo interessamento. Ma oltre ai suoi prodotti, non ha altro da propormi personalmente? Vorrei, ma non so se lei acconsente. Consento, dica. Ho capito subito che lei è una donna diversa e ha qualcosa di speciale dalle altre donne. E cioè? Lei ha un bel corpo. Grazie. Lo cura molto, vero? Sì. Lei sicuramente fa sport. E per lei ho una linea speciale di prodotti. Basta spalmarne un po' sul muscolo ed esso si fortifica e si indurisce. Allora se lo spalmi lei! La ringrazio, ma non posso, sto lavorando. E glielo spalmo io! La ringrazio, ma per i miei muscoli uso ben altri sistemi, non uso prodotti. Ah, ho capito. Con lei non ci sono sistemi o prodotti che tengano. Lei vuole insinuare qualcosa che sta sbagliando. Io sono un vero uomo e glielo posso dimostrare. Finalmente, da mezz'ora che aspetto, lo faccia. Guardi, sono un autentico sportivo. Faccio molto sport per tenermi in forma. E almeno quello, e che fa? Pesca. Pesca? Pesca subacquea. Pesca con la canna nei fiumi e sui mari. E si tiene in forma. Certo, libero la mia mente da tutte le fatiche quotidiane. Ma per i suoi muscoli ancora non c'è niente di concreto. Se lei non fa qualcosa, se lei non reagisce, i suoi muscoli rimangono flosci, deve fare qualcosa. Ho capito. Lei vorrebbe che io prendessi l'iniziativa. Era ora. Allora, visto che devo sbilanciarmi per non essere giudicato diverso da quello che sono, io le propongo. Sì? E se lei accetta? Sì? Mi compro i miei prodotti per il rassonamento dei miei muscoli. E io glieli spalmo. Non vorrei approfittare troppo della sua gentilezza. E ho già un passo avanti. Ma oltre, non ha altro da propormi? Vedo che oltre ad essere disponibile, lei è anche esigente. Allora le propongo. Se acquista 2 dei nostri prodotti, le faccio avere in regalo una trousse da viaggio. Ma quanti sono i vostri prodotti complessivamente? Saranno circa una 30. E se li compro tutti posso lasciare la trousse e prendo il viaggio? Effettivamente con una somma considerevole sì, può vincere un viaggio. Per 2 persone? Sì. Ho un posto libero, lei verrebbe con me? Dipende, quando? Faccio un calcolo. E subito. E quanto tempo mi dà per fare anche io i miei calcoli? Un giorno va bene. Per i calcoli? No, per partire. Ma si devono avviare tutte le procedure burocratiche. Anticipo tutto io, allora viene? Non vengo. Ah, finalmente col profumo ha funzionato. E adesso che dobbiamo partire insieme, conosciamoci un po' più approfonditamente. Facevo il rappresentante fino ad un secondo fa. Volevo parlarti dei miei profumi fino a 2 secondi fa. Ma visto che il tuo interessamento è diverso, posso raccontarti la mia storia. È lunga? Quasi 40. Allora comincia da stamattina. Da stamattina. Vediamo. Mi sono alzato, ho preso un caffè, sono uscito, ho comprato un giornale. E quale? La Gazzetta dello Sport. Ah, sei anche un uomo di cultura. Onestamente. Ho iniziato il mio giro di clienti ed è finito quando ho bussato a quella porta.
E qua è finito il tuo giro ed è cominciato il mio giramento di testa. Non lo so che cosa mi sta succedendo, ma è come se un temporale mi elettrizzasse. Un colpo di fulmine. Già, un colpo di fulmine, a te ti ho colpito? Sinceramente una leggera scossa l'ho sentita. Beh, quella è una scintilla, non è come il colpo di fulmine. Ma è sempre un inizio. Ma non è che tra fulmine e scintilla andiamo a fuoco. Io già ci sono. Ascolta, lì dentro c'è un uomo. Mio marito. No, non sono sposata, sono single. È un amico che ha voluto che ci incontrassimo qui, ma a me non mi interessa. Ho capito. Questa è una casa d'appuntamento. No, vieni, l'appuntamento te lo do io. Tu adesso te ne vai e alle 22 fra mezz'ora ritorni qui. Staremo da soli ad incendiare il mondo. Ed io alle 22 verrò come una torcia ardente. Tieni, questo è il mio numero di telefono. E se non resisti, prima delle 22 chiamami. Ciao amore. Oddio! Mamma mia, ma che mi è successo? Sono sveglia, sto sognando, mi ha baciata. Però ce n'è voluta. Ma ce l'ho fatta. Ho finito la bottiglia. Ah, sì. E se non ti decidi, uscirò di qua ubriaco fradicio. No, ho deciso. Ah, sì? La tua proposta è molto interessante, ma sai, ancora non mi sento sicura del tuo amore, voglio metterti alla prova. Io sono a tua disposizione. Dimmi. Allora, Dimmi. e noi adesso andiamo, tu mi accompagni fuori. Sì? E stanotte, per non fare insospettire tua moglie che ci hai lasciati soli qui, Certo. andrai a dormire da lei. Ah, Ma penserai tutta la notte a me. Mi lasci il tuo numero di telefono e domani mi farò sentire io, ok? e in tutta questa serata ho guadagnato una notte con mia moglie. E bisogna saper soffrire prima di raggiungere il traguardo. Va bene, se ben mi fai sperare, accetto la notte di sacrificio. Allora andiamo, che ci sentiamo domani. Andiamo. Ho dimenticato la chiave. Non ti preoccupare, l'importante è che è chiusa. Va bene. Che meraviglia! Una casa tutta a mia disposizione. Non ne ho avuta mai una. Sempre chiusa in quella stanza squalida affittata con quelle antipatiche delle mie cugine. Mi sento una regina per una notte. Ma non sarà l'ultima, perché metterò spesso alla prova Vito. Che fortuna. Lui casa ovunque e io nemmeno una. Speriamo che almeno questo Paolo ce l'abbia. Anche se questo non mi importa tanto, l'importante è averlo incontrato. Non immaginavo che la fortuna improvvisamente si sarebbe accorta di me. Meglio tardi che mai. Ho bisogno di qualcuno che stia con me. Ma non ora, chi sarà? Prego, dottoressa Olga, si accomodi. Mi dispiace averla disturbato e fatta venire urgentemente a casa mia, ma questo dolore all'improvviso al petto mi ha creato una tale apprensione che sono stato costretto a chiamare la guardia medica dell'ospedale. Prego, si accomodi. Non riuscivo nemmeno a stare in piedi giù ad aspettarla. No, l'avrei cercata sul campanello. Sarei stato scortese a non farmi trovare davanti casa dopo che lei è stata così gentile a venire subito. Mi ha trovato per caso. Alle 22 smonto. Lei ha telefonato 12 minuti prima ed eccomi qua. A volte nella vita bisogna essere fortunati pure a sentirsi male al momento giusto. Mi dispiace per lei, ma le toccherà lavorare più del solito. Non importa, tanto il mio collega è già in servizio. La sua è l'ultima visita della giornata. E allora, con comodo, senza fretta.
Le offro un drink. Va bene, grazie. Prego. Lei si ricorda di me? La settimana scorsa mi ha visitato in ospedale per un incidente stradale. Certo che la ricordo, dopo quella volta lei è scomparso e non si è nemmeno fatto sentire per i risultati. Avevo pensato che forse, non soddisfatto di noi, si era rivolto ad altre strutture. Questo mai. Il fatto è che con il lavoro sono stato così impegnato che non ho avuto nemmeno il tempo di venire in ospedale a ritirare i referti medici. Ma le coincidenze della vita, come vede, ci hanno fatto incontrare. Lo sa che l'assicurazione non vuole riconoscere il danno? Pensa che è tutta un'invenzione per ricevere i soldi del risarcimento, come se io ne avessi di bisogno. Si vede che sta bene. Anche lei pensa che stia bene? No, parlo del suo benessere economico, vedo che ha una bella casa. Ah, grazie, è tutto merito di mia moglie che la cura nei minimi particolari. Veramente bella ed accogliente. Ma sua moglie non c'è? Mia moglie è fuori per un viaggio. Ah, e dove si trova? Dove si trova? In Argentina, a Buenos Aires. Lavoro o piacere? Lavoro e piacere, ma non so che cosa prevale. La vita è questa, cara dottoressa. C'è chi si diverte e chi invece deve soffrire. Prego. La sua salute. Alla sua, che ne ha bisogno. Buono. Complimenti. Adesso facciamo questa visitina però e poi magari gliene accetto un altro po'. Sì, io un attimo... Possiamo vedere questo dolore? Sì, un attimo mi vado a preparare nell'altra stanza. Va bene. Mi scusi? Sì. Faccio. Dottoressa, può rispondere lei per favore? Pronto? Ma scusi, lei è l'infermiera? No, veramente io sono la dottoressa, se non le dispiace. Dottoressa, ma l'infermiera di poco fa dove è andata? Senta signora, io non ne so niente di infermiera, io sono una dottoressa e basta. Ma questa è casa Provetti? Aspetti un attimo per la conferma. Si chiama Provetti, vero? Sì, famiglia Provetti. Sì, questa è casa Provetti. Io sono la padrona di casa. Ah, dall'Argentina? Ma no, da Montallegro. Ma mio marito Carlo dov'è? Adesso si trova nell'altra stanza. E che sta facendo? Sta male? Non so, mi ha detto che voleva essere visitato perché ha un piccolo dolorino al petto. Oh mio Dio, è un infarto! Ancora non so, ma non credo. Lei prima di partire ha notato qualche movimento strano di suo marito? Ma veramente no. Anzi, l'ho visto così pimpante e felice prima che partissi. Ma se è il caso parto subito, in 2 ore arrivo. 2 ore? E con chi viaggia? Con Harry Potter? Ah, ma come siete tutti spiritosi in quella casa. Ma lei quanto impiegherebbe? Ma io so che circa ci si impiega 13 ore. 13 ore? Ma camminate tutte a piedi? Nessuno di voi ha una macchina? No, io veramente la macchina ce l'ho. E come fa ad impiegarci 13 ore fino a casa mia? Pronto? Carlo! Ciao Silvia, che sorpresa! Altro che sorpresa, sono stata in ansia per te. Ma come stai? Benissimo. Sei tornato dalla farmacia e non mi hai chiamata. Dalla farmacia? Quale farmacia? Dovevo comprarti delle medicine, non ricordo. Ma le medicine che servivano a te? A me? Ma la dottoressa ancora mi deve visitare. Ma perché hai chiamato anche una dottoressa? Se poco fa ti ha visitato un dottore, era tutto a posto. Un dottore? Ma io non ho chiamato nessuno. Ma come? Il dottore, quello che ti ha mandato in farmacia. Quel dottore e quell'infermiera che mi hanno risposto poco fa al telefono. Ah, il dottore e l'infermiera. Ma come fai a dirmi che non ti ha visitato se ti ha mandato in farmacia? Sì, non mi hanno visitato. L'assicurazione.
dicevano che poteva venirmi all'improvviso il mal di testa e allora mi hanno mandato in farmacia a comprare delle compresse. Ma come mai hai chiamato allora anche una dottoressa? Siccome il mal di testa non mi veniva, allora mi sono preoccupato tanto e tanto che mi è venuto il male al petto e allora ho dovuto chiamare urgentemente la guardia medica dell'ospedale. Per fortuna c'era la dottoressa che è venuta subito. Mi sembra un po' strana questa storia e non riesco a tranquillizzarmi. Ma tu, adesso, tra testa e petto, stai bene? Sì, sto benissimo. Anzi, sai che cosa ti dico? Ora dico, la dottoressa deve andare via, non ho più bisogno della visita. Ma no, caro, ormai che la dottoressa è lì, fai tutto quello che c'è da fare. Se insisti. Ma che tempo fa in Argentina? Scusa cara, che tempo fa lì? E come stai? Ah, io sto bene. Il tempo penso che sia esattamente come da te, serata calda. Sta nevicando. Nevica in Argentina? Pure lì qualche volta nevica. La mia mamma sta bene? Ah, questo mi fa piacere. Anzi, se ti preoccupi che da un momento all'altro gli potrebbe venire qualche cosa, puoi rimanere finché vuoi. Tanto io non ho bisogno, io sto bene. Ah, e lo sai che ormai ad una certa età bisogna starle vicino. Infatti rimani più che poi. Che generosità. Va bene tesoro, ti manda tanti saluti e mi dice di riguardarti. Grazie, ricambia. E mandami una cartolina. Una cartolina? Da Monteallegro. Da dove? Dal Brasile. A proposito, ma come mai tutti mi chiedono se telefono da New York o dall'Argentina? Carlo? Pronto? Shhh. Carlo? No, cara. Carlo? C'è la linea disturbata, cara. Shhh. Pronto? Shhh. Carlo? Si sente piano e pensano che telefoni da lontano. Shhh. Carlo? Carlo, non sento niente. Vuoi veramente la cartolina? Fai come credi e se vuoi ci metti pure qualche foto. Va bene. Carlo, ho paura che ti è venuto davvero il mal di testa. Fatti curare dalla dottoressa e poi mi fai sapere. Ciao amore, a dopo. Ciao, a dopo. Che seccante. Seccante, poverina, si preoccupa per lei e le reagisce così. Insiste che mi devo fare visitare da capo a piedi, come se io ne avessi di bisogno. Vuole che mi faccia una visita approfondita. Gliel'ho detto che ho solo male al petto, ma lei insiste. Non si preoccupi, adesso controlleremo un po' e daremo una diagnosi. Ma si è sentita male sua mamma? No, mia suocera. Ma purtroppo non sta male. È mia moglie che si preoccupa per lei. Insiste e pensa sempre che da un momento all'altro gli possa venire qualche cosa e parte subito, almeno una volta al mese. E va in Argentina ogni mese? Sì, in Argentina. Ah sì, in Argentina. Allora non va per lavoro e piacere. Sì, per lavoro perché quando arriva fino a quando riparte è lì ad aiutare la mamma. Per piacere perché l'Argentina gli piace tanto. Ma lo sa che stranamente sua moglie mi ha detto che sarebbe arrivata in 2 ore? Come mai? La pressione va bene comunque. È sempre la stessa storia. Glielo dico sempre che non sono 2 ore di viaggio dall'Argentina in Italia. E il fatto è che prima di partire lì dall'aeroporto mi telefona e vuole sapere che ore sono in Italia. E poi sale sull'aereo e si addormenta. Scusi, si avvicina un po'? Sì. Perché quando viaggia lei dorme sempre. Quando arriva in Italia mi richiama, guarda l'orologio e vede che sono passate solo 2 ore tra fuso orario e viaggio. Così è convinta che ci vogliono 2 ore di viaggio. E lei dorme tutte le 13 ore? No,
Per fortuna la svegliano. Che fortuna. Respiri. Ancora. A bocca aperta. Ancora. Sa, io invidio le donne che dormono così tanto. Con il mio lavoro mi sono abituata a dormire così poco che a volte dormo pure con un occhio solo. Si alzi la maglia. Ma no, solo davanti. Ogni volta che dormo profondamente squilla quel benedetto telefono e devo correre. Sa, a volte ne va di mezzo la vita di un essere umano. Respiri. Ancora. Adesso a bocca aperta. È veramente encomiabile il vostro lavoro. Specialmente di sera quando in ospedale fate il turno alla guardia medica. Non sapete nemmeno che tipi incontrerete. Per esempio, lei stasera poteva trovare un uomo con... Devo abbassarla. Un uomo con altre intenzioni. Per esempio, un maniaco sessuale. Lei cosa avrebbe fatto? Ma cosa vuole che le dica? Ci fidiamo della buona educazione e della buona sorte. Se veramente ci mettessimo a pensare che c'è gente così dotta e stupida, finiremmo di lavorare. Ma per fortuna di questa gente maniaca ce n'è poca o quasi niente. È questo quasi che dovrebbe preoccuparla. Ha ragione, ma è già il modo di presentarsi e l'ambiente che ti mette sul chi va là. Qua, per esempio, da quando sono arrivata ho visto subito che è un ambiente sano. E che lei... Sto male veramente. Sì, certo. La sua è una di quelle chiamate che rassicurano. Una perché non è un caso urgente di malattia e l'altro perché comunque si vede che lei è una persona seria ed onesta. Guardi, se io dovessi giudicare lei, le posso dire che grazie alla mia esperienza lei non tradirebbe mai sua moglie. Non ne sarebbe capace. Lei lo dice e io lo confermo. Non ne sono capace. Ha già azzeccato la diagnosi. Infatti mi sto rilassando un po' e le sto accettando questo drink proprio per questo. Lei non è il tipo che preoccupa, signor? Carlo, mi chiamo Carlo. Mi fa piacere che lei pensa a questo. Ma pensa che anche ad un amico intimo potrei dare questa stessa impressione? Ma credo che se sei sempre te stessi i giudizi saranno unanimi. Allora meno male che ogni tanto non lo siamo. Guai se succedesse, diverremmo dei cliché. Ma chi è a questo? Prego. Desidera? Era solo Paolo, cerco la padrona di casa. La padrona di casa non c'è. E dov'è? È in Argentina. In Argentina? Mi ha detto che devo ritornare alle 22. Lei ha sbagliato indirizzo. Non può essere, la casa è proprio questa. Ma scusi, lei chi è? Sono Paolo Bentivoglia, rappresentante della Profum International Marta Viaggiotti, il profumo che sprigiona l'amore. No, noi non abbiamo bisogno di profumi. Ma io non voglio vendervene. Scusi, e allora che cosa vuole? Voglio la padrona di casa, che poco fa stava qua e mi ha invitato a ritornare. Semplice. Guardi che la padrona di casa poco fa non poteva essere qua. E glielo dica lei, dottoressa. Sì, glielo posso assicurare perché le ho parlato poco fa io personalmente. La padrona di casa si trova in Argentina. Ma cosa state dicendo? Sicuramente con tutta la gente che entra ed esce vi state confondendo. Ma scusi, che ne sa lei di tutta la gente che entra e esce in questa casa? Effettivamente non so chi entra e chi esce. È giusto che si mantenga l'anonimato. Guardi che io da quando sono entrato non ho visto né uscire né entrare nessuno. Certo, nelle case di appuntamento non ti sta qua. Case d'appuntamento? Ma signor Provetti, che cos'è questa storia? No, è una trappola. Dottoressa, sicuramente è un equivoco.
Quest'uomo sicuramente sta farneticando. Lei ha sbagliato casa. Quale sbagliare? Le dico che poco fa stavo qua seduto con la padrona di casa e qui dovevamo incendiare il mondo. Forse voi due neanche la conoscete la padrona di casa. Se non le dispiace, la padrona di casa è mia moglie. Ma voi? Ma se mi ha detto che era singolo? Ha visto? Come vede ha sbagliato casa. Ha sentito, dottoressa? È un errore. Non può essere. Il divano è questo. Ma quanti altri divani uguali ci sono nelle altre case del mondo? Divani uguali sì, ma case uguali no. Le dico che la padrona di casa mi aspettava. E come si chiama questa padrona di casa? Come si chiama? Non è stato tempo e modo di presentarci. Addirittura, lei non conosce il nome e viene qui a dire cose su mia moglie. Lei è pazzo, o se ne va di qua o chiamo i carabinieri. Lei può chiamare chi vuole. Io non me ne vado se non ottengo una spiegazione. E allora chiamo i carabinieri. Ormai sono una torcia ardente e voglio soddisfazione. E io chiamo i carabinieri. Ti chiami pure, sono sicuro del mio conto. Carabinieri, buonasera. Appuntato di traverso. Possiamo essere d'aiuto? Buonasera, sono Carlo Provetti. Di via Margherita numero 214. C'è un signore qui che dice che poco fa è entrato a casa mia con mia moglie, mentre mia moglie non c'è. E chieda a sua moglie se è vero. Mia moglie non c'è, è in Argentina. E allora le telefoni. Ma se le dico che è in Argentina? Può essere all'improvviso. Ma guardi, l'avrei saputo, perché mia moglie non è il tipo che ritorna a casa con un uomo e fa entrare altri uomini a casa mia. Per questo c'è sempre la prima volta. Senta, quest'uomo dice cose false su mia moglie. Dice che è una torcia ardente. E allora stia attento, non lo tocchi, potrebbe bruciarsi. E se continua ad ardere, chiami i vigili del fuoco. Ma guardi che non c'è pericolo di incendio. Voglio solo sapere che cosa devo fare con quest'uomo che insinua cose false su mia moglie. E che dice? Dice, per esempio, che mia moglie è una single. E invece com'è? È sposata. E con chi? È mia moglie. Lei è sicuro, vero? Certo che sono sicuro. E allora, ma glielo dica pure a quel signore, allora. Ma gliel'ho detto, ma non lo vuole capire. Gli faccia vedere la fede di nozze, allora. E non la porto. Questo è un brutto segno. Non dà la certezza che lei è sposato. Ma la certezza non la dà mica la fede nuziale. E allora, gli faccia vedere la fotografia del matrimonio. Guardi, ho conservato tutto giù in cantina. Queste cose non si tengono al fresco, si possono conservare anche a temperatura ambiente. Guardi, non ho telefonato per sapere dove conservare le fotografie del matrimonio. Io voglio sapere come devo fare con quest'uomo che non vuole uscire da casa. E se le dà fastidio lo cacci via, no? Ma è quello che ho cercato di fare già da mezz'ora, non se ne va nemmeno a pedate. Non ne vuole proprio sapere. Vuole delle spiegazioni. E lei gliele dia. Gliele ho già date. E dopo lo manda via. Gliele ho già date, ma non se ne va. Le spiegazioni gliele ha date. Non vuole sentire nemmeno la dottoressa qua presente. Io sono stato già abbastanza paziente. Ho capito. È stato paziente. E adesso è guarito. Ed il suo amico è una torcia ardente. E scommetto che lei è la fiaccola dei giochi olimpici. Dica alla dottoressa di staccare il telefono e di darvi sedativi. Non abbiamo da perdere tempo con i pazzi questa sera. Buonasera. Ci ha preso per pazzi. O se ne va, o chiamo... Chi? I carabinieri, l'ho già fatto senza risultato. Se ne vada. Calmo, me ne vado. Se ne vada. Me ne vado.
Ma guardi che tipi circolano. O ha sbagliato indirizzo, o era una scusa per introdursi a casa e derubarmi di tutto. Prego. Guardi, avevo sentito parlare di uomini che si fingono falsi poliziotti, falsi assistenti sociali, falsi impiegati. Ma guardi, uomini torce ardente, le giuro mai. Non sanno più che cosa inventarsi, ma hanno trovato il pezzo duro. Lo sa che per qualche minuto ho avuto paura. Poi è stata la telefonata ai carabinieri che mi ha tranquillizzata un po'. Certo, c'era solo da ridere. Scusi, senta, posso andare un attimo in bagno? Mi rinfresco un po' la faccia e prendo un po' fiato. Prego, il bagno è di là. Grazie. Io vado in cucina a bere un po' d'acqua. Va bene. Ma ci sono veramente persone? Allora questa è veramente una casa d'appuntamento. Ma lei chi è? Potrei essere la padrona di casa. Lei è stata qua? Sì. Su questo divano? Sì. Doveva incontrare un uomo per le 22? Sì. Paolo? Sì. Signor Carlo, c'è sua moglie? Mia moglie? Ah, è lei? Lei? Ma non è sua moglie? No, è l'amico del mio amico, è l'amica del mio amico. Carlo, ma lei che fa qui? Non doveva tornare domani con le ragoste? Ma mi ha detto che è sua moglie. Sì, perché sono l'amica del suo padrone di casa, Vito. Allora questa non è casa sua. Sì, no, ci sto. È il cameriere di questa casa. Allora sua moglie è pure una cameriera in questa casa. No, la moglie è a New York. No, in Argentina. No, a New York. No, in Argentina, le ho parlato poco fa. E probabilmente con tutta quella gente si sarà trasferita. Signor Carlo, mi ha detto un sacco di bugie. Essere un cameriere non è una vergogna. Comunque sarei venuta. Ha approfittato dell'assenza del suo padrone per trasformare questa bella casa in una casa d'appuntamento. Lei è un misero, accattone, maniaco e depravato sessuale. Ha visto che cosa mi ha combinato? Si vede che quando lei sceglie le sue donne, dica con umiltà che è un cameriere e non un miliardario vizioso. Le donne che scelgo io non hanno bisogno di essere pagate per venire a casa mia. Casa sua. Lei può solo imbrogliare quelle povere prostitute che questa è casa sua. Approfittando dell'assenza del suo padrone e di sua moglie, lei mi ha disgustato. Ma lei lo viene a dire proprio a me che questa è casa sua, come se non conoscessi la verità. Lei non conosce un bel niente. Prima di tutto, quella non era una prostituta, era una dottoressa vera perché io sto male veramente. E poi, io non sono un cameriere, io sono il padrone di casa. E Vito è un amico che mi ha detto, che mi ha chiesto di prestargli la casa per i suoi sporchi giochi d'amore. E io, per non deludere un amico, gli ho fatto il favore. Ma che cosa sta dicendo? Ma quali sporchi giochi d'amore? Io sono un'infermiera chiamata da Vito per una preventiva visita dentistica. È inutile che cerchi giustificazioni. Lui mi ha raccontato tutto. Mi ha raccontato di tutto quello che avete fatto in questi giorni. Ma quali giorni? Ma se questa è la prima volta che lo vedo dopo essere venuto allo studio dentistico. Vuole farmi capire che tra lei e Vito non c'è stato niente? Certamente, io ho il mio uomo, io sono innamorata del mio Paolo. Paolo? Il rappresentante ardente? Sì! Lo conosce! Sì, è stato qua poco fa. Allora cercava lei? Sì! E l'aveva invitata a casa mia. Ma io sapevo che era casa di Vito. Ma questa non è una casa d'appuntamento, questa è la mia casa. Ma scusi, e Vito dove è finito? Da sua moglie. Da sua moglie? Sì, da sua moglie, mi aveva fatto dell'avanzo e l'ho rimandato dalla moglie. Ma mi dice sul serio? Guardi, che io sono una seria professionista, su queste cose non si scherza. Allora, le chiedo scusa della commedia che ho dovuto inventare, ma l'ho fatto per aiutare un amico che mi ha chiesto il favore.
Si figuri, mi scusi, lo so che quando un amico chiede un favore non si può dire di no. Mi scusi piuttosto lei se l'ho fatto perdere un'occasione, mi Ma scusi. quale occasione? Quella era una dottoressa vera. Sì. Perché io stavo male veramente. Sì, come il suo amico. No, il mio amico è ammalato cronico, le mie sono scappatelle. Ho capito, allora tolgo il disturbo. Mi scusi ancora e buonasera. Maledetto imbroglione. Hai capito, Vito? Quante balle. Io di qua, io di là, sesso sfrenato, estremi giochi d'amore. E poi tutto nella sua testa. E poi va da sua moglie per sfogarsi. Ed io, povero scemo, che per non sentirmi inferiore a lui mi vado a cacciare nei guai. Per fargli credere che anch'io ho le mie storie, che cosa devo inventare, chi può venire dentro di me senza creare sospetti? Una dottoressa, così anch'io avrò la mia avventura da raccontare agli amici. Ho messo in ansia persino quella poveretta di mia moglie, ma adesso gliela combino io a quello stronzo. Pronto? Pronto, Vito? Sono Carlo. Sei a casa? Ehi, ciao Carlo. No, sono ancora per strada. Devo sbollirmi un po'. Hai visto che ho rimesso tutto a posto per come l'hai lasciato tu la casa? Meno male che mi hai avvisato della tua visita. Altrimenti ci avresti colto in fragranza con la casa sottosopra. Avevamo combinato un bel casotto. Stasera, Carlo, era proprio scatenata. Di tutte le serate trascorse insieme, questa è la più speciale. Poi ti racconto la novità del suo ultimo gioco erotico. Veramente hai dimenticato di togliere il reggiseno? L'ho trovato qui sul divano, ma l'ho tolto subito, non ti preoccupare, così Olga non se ne accorge. Beh, scusami, non me ne sono accorto, altrimenti l'avrei levato io. Poi tutto il resto è a posto? Sì, tutto a posto, tutto a posto. E tu raccontami. Anch'io. È stata una serata bellissima, indimenticabile. La mia dottoressa mi ha lasciato stupefatto dalla prestazione, ma se n'è andata distrutta dalla mia risposta. Ti lascio immaginare. E ho dovuto raccogliere le lenzuola da sotto il letto. Il materasso era scivolato fino in cucina. Addirittura? Addirittura. Peggio di furia. Peggio. Dopo le altre volte, guarda, non so perché, ma stasera è stato proprio il massimo. Ah, che fuori c'è la luna rossa ed è segno di ardore e d'amore. Sarà. Ma ritorna qui a casa mia che ci facciamo un drink, così ci rilassiamo un poco e ci raccontiamo le nostre avventure. Ok, 2 minuti e arrivo. Stronzo. Devo risentirli tutti questi strani giochi d'amore. A questo punto, tutte le avventure che mi ha raccontato sono solo frutto della sua fantasia. E io che me ne facevo una colpa, tutte le volte che dovevo inventarmi una storia, ogni volta che lui mi raccontava una delle sue avventure. Povero scemo. Avevo preso persino il complesso di inferiorità davanti alle altre donne. Io che non sono mai riuscito a dare un bacio sulla guancia ad un'altra donna, per mia delicatezza solo sulla mano. Mi faceva morire di gelosia ogni volta che mi raccontava delle sue storie. Diceva sempre che voleva qualcosa di diverso, era stanco delle solite cose, tutti quei cuci di sua moglie. Ogni sera sempre le stesse cose. Ed io che appena
Ogni bimestre sentivo miau, miau, miau della mia povera moglie. Non mi sono mai lagnato della sua glacialità, anzi, non sono riuscito mai a tradirla. E persino la sua freddezza mi faceva compassione. Bravo Vito, bravo. Me ne ha fatto ingoiare. E pensare che tutte e due assieme avevamo fatto le donne più cornute dell'universo. E invece per fortuna, sono candide e linde come noi del resto. Eccolo lo stronzo. Ora ci divertiamo. Cristina! Che è successo? Sei un porco, tradisci tua moglie, ti porti la donna a casa tua, mentre poverina lei è stata sua madre ad accudirla. Ma che stai dicendo? Io non ho fatto niente. Zitto, bugiardo, ti hanno visto nudo qua dentro che facevi l'amore con l'infermiera. Io? Hanno visto un uomo nudo qui dentro che faceva l'amore? Sicura al 100%. Vito, allora ha fatto veramente l'amore con l'infermiera? Avranno scambiato uomo. Chi me l'ha detto è una persona di grande fiducia e sincerità. Eri tu l'uomo nudo qua dentro. E poi anch'io l'ho vista l'infermiera. Tu? Hai visto l'infermiera? E quando? Ero venuta per dirti una cosa. Ed invece di trovare te, ho trovato quella pazza e zozza dell'infermiera. Ma che dovevi dirmi? Quello che dovevo dirti ormai non ha più importanza. Quello che volevo che facessi con me, l'hai fatto con un'altra. La visita medica? Ma quale visita medica? Ero venuta perché non resistevo più. È da tempo che ti desidero. Avevo aspettato l'occasione buona dell'assenza di tua moglie. Ed invece... Ma che stai dicendo? È Vito! Non lo sa. E ci mancherebbe altro! Ma non puoi dirmi queste cose. Vito è il mio migliore amico. Lo so, ma lui mi trascura sempre. Ogni volta che mi avvicino cerca sempre una scusa e va via. Io invece ho bisogno di un uomo vero, come te. Io non tradisco mia moglie. Le sono fedele. Perché lei non mi tradirebbe mai. Ma sei finito poco fa. Ma quale poco fa? Quell'uomo qui dentro era un mio amico. Un tuo amico? E chi era? Non te lo posso dire. L'unico amico tuo che ho incontrato qua dentro è Vito, mio marito. Hai visto Vito? E Vito ha visto te? È logico. E gli hai detto che eri venuto a casa per raccontargli della tua passione. Ma sei scemo! Gli ho detto che stamattina tua moglie Silvia mi ha chiamato per venire a ritirare i panni dalla lavatrice. No, non ce n'erano. Allora dobbiamo avvisare Silvia che il bucato non c'è. Ma che dici? Era una scusa. Io non sto sapendo più. Carlo! Sono Vito! Nasconditi! Ma no, ma apri, ho la scusa pronta, vai. Sicura? Ma sì, vai. Vai, Sicura? ho la scusa pronta. Carlo, Su, apri, sbrigati. apri. Vecchio marpione! Carlo! Carlo! Tua moglie! Cristina, anche tu qui? Mi avevi detto che volevi prepararmi una sorpresa qui da Carlo. Non volevo che per colpa di quella zozza dell'infermiera ti sarebbero rimaste le aragoste nel forno. Così sono ritornata, essendo sicura che quella pazza dell'infermiera se ne fosse andata. Infatti anch'io ero sicuro che saresti tornata ed ero venuto a avvisarti che Carlo non ha trovato l'aragoste, vero Carlo? Sì, niente aragoste, niente champagne, Bravo. serata magra. Magra! E visto che questa è una serata magra,
Cara Cristina, andiamo via, perché Carlo è stanco che deve riposare, hai capito? Sì. Andiamo. Veramente io non sono stanco. Come non sei stanco? Dovresti essere tu stanco. Siamo tutti stanchi. Anche Cristina ha dovuto lavorare tanto. Abbiamo lavorato tutti in questa casa. Abbiamo lavorato tutti in questa casa. Io vado un attimo di là a bere un bicchiere d'acqua. Scusate. Prego. Ma che ti fa con queste... Ma che di nuovo? Sta forte. Ma questo campanello sempre che suona. Dai. Ancora lei. Ecco chi è la padrona di casa. La padrona di casa? Marta! La signorina è un'amica. Non è la padrona di casa. Ma che tu... È vero. Signor Carlo, io ho cercato di spiegargli che cosa è successo, ma lui non ha voluto ascoltarmi e mi ha portato di prepotenza qui. Ma chi è questo qua? Quando tu mi hai chiesto se ero la padrona di casa, io non ti ho detto sì. Ma sì, si accomodi. Certo. Dovevo accomodarmi ed aspettare il mio turno alle 22. Perché prima c'era quel signore là, con una specie di dottoressa. Dove sei andato? E poi probabilmente c'era questo suo amico che stava già di là. Io? Ah, ci sei pure tu, cuci cuci cuci. Cristina! È il suo urlo d'amore. Non lo conosco. Il cuci 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 gliel'ho insegnato io. Io l'ho visto solo una volta. E tanto ti è bastato. Zitto tu, che ti porti le donne a casa tua. Io non ho fatto niente. Io non ho fatto niente. Quell'uomo nudo qui dentro era tuo marito. Vito. Vito. Ma allora siete complici. Vito. Un uomo nudo con me, ma che cosa state dicendo? Non c'è bisogno di giustificarti, fai parte del giro anche tu. Ma quale giro e giretti? Io non ho fatto niente. Vito, prima hai visto e poi hai agito. Zitta tu, hai il coraggio di parlare, mi fa le corna. È stato un momento di debolezza. È stato lui che mi ha tendato con i suoi profumi. Io? Ma si è fatto tutto lei. Mentre parlavo dei miei profumi, cuci 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 e mi salta addosso. Ma diceva che i suoi profumi sprigionavano l'amore. Quello che dico io sono solo cazzate per vendere il mio prodotto. Altro che sprigionano l'amore. Sì, questi profumi fanno veramente schifo. Ti riempiono le narici di arsenico. Ha visto che la vera cosa è lei. Eppure lei, che sta con due uomini in una stessa sera. E tu lo fai in serate diverse. Ma che sta succedendo? Del resto pure tu hai avuto le tue avventure. Siete pari. Ma quale pari? Io non l'ho tradita mai. Le tue avventure. Le ho inventate per sentirmi più importante di te, visto che non avevo lavoro. Allora nemmeno con la signorina Marta faccio niente. Non c'è stato niente. E allora l'uomo nudo qui dentro chi era? L'uomo nudo? Me l'ha detto Vito che eri tu. L'ho inventato io. L'ho inventato io perché per giustificarmi ero solo con la signora Marta. Hai visto che io non c'entro niente? Avevi ragione, cara. Perdonami se mi sono lasciato trascinare. Ma credevo veramente di essere in una casa d'appuntamento. E tu piuttosto, che con la scusa dei profumi ti metti a fare sesso con le tue clienti. Non è vero, è stata la prima volta che capitava. Sicuro? Sincero? Veramente è stata la seconda ed ultima cliente. La prima è stata 3 giorni fa con una signora di Montallegro.
Montallegro? No. La signora non era di Montallegro. Era lì in vacanza dalla mamma. Dalla mamma? E niente. Parlavamo e mi raccontava che suo marito era morto. No, non era vedova. Non era vedova? E chi era? Al marito gli era morto l'affare. E all'improvviso, mentre parlavamo, miau, e mi salta addosso. Tranquillo, Carlo, non ti pensare. Del resto, anche tu hai avuto più donne, siete pari. Con tutto il cuore. Scostati. Pronto? Sono Silvia, la moglie del signor Provetti. Lei è il dottore che ha parlato 2 ore fa con me? Sì. Ma la dottoressa non c'è più? No, è andata via. Ma allora Carlo gli è passato il peggio e gli è venuto il mal di testa? Altro che... Ma mi dica, dottore, per la testa la situazione è grave? No, più che grave è pesante. Allora vengo subito? Aspetti che lo chieda a suo marito. Tua moglie mi ha chiesto se potrebbe avvicinare. No! Mi ha detto che se vuole rimanere qualche altro giorno lo può fare tranquillamente. Tanto ormai il mal di testa gli è venuto e difficilmente gli passerà. Ma lei, dottore, non lo può curare? E quanto trovo le medicine per me, poi le darò pure a suo marito. Allora anche lei soffre di testa. Ah, ci sarà qualche virus che colpisce in giro. Eh sì, il cornifir latendis. Mamma mia, chissà se prenderà anche me. No, lei ha gli anticorpi incorporati. Non si preoccupi, buonasera, puttana. Facciamoci coraggio, caro Carlo. Nella vita si dice c'è chi parla tanto e non combina niente e c'è chi sta zitto e agisce. Noi abbiamo parlato tanto e loro hanno agito. Squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight.